Grazie di averci accolto. Salutiamo Michele Mariano, l'artista che si occupa di incorniciare questa dedica al vinile mai come ora attuale. Abbiamo scelto quest'opera perché è dedicata alle copertine dei vinili quando erano, diciamo, concepite come vere e proprie opere d'arte. Vi presento Cristiano, che chiaramente ha aderito ed è compagno di quest'opera perché anche lui ama i vinili. Ciao Teresa, ciao a tutti. Siamo a Biccari, Cristiano, siamo in uno dei borghi rarissimi del centro-sud, è un borgo autentico, vuol dire che fa parte di un circuito nazionale di borghi che hanno giurato, diciamo, la cura, la bellezza, quindi un applauso a tutto il popolo e al sindaco e a tutta l'amministrazione. Bravi. Siamo stati nel bosco oggi, abbiamo suonato con le cicale grazie a Alessio Bonomo, Matteo D'Inca, quindi un'altra opera particolare. Salutiamo Lorenzo Abate, che è la casa editrice del libro ultimo di Cristiano, La nave di Teseo, già il nome vi indica l'attenzione e il romanticismo. Cristiano, come ti senti in questa piazza? Ti avvolge? Sì, molto, mi piace molto essere in luoghi che hanno questo tipo di fascino storico, banalmente, e sento un carisma speciale. Credo di essere anche in grado di poter dire di essere onorato di suonare in luoghi che hanno questo fascino. E sai che ci sono diversi musicisti. Chi suona? 1, 2, 3, 4, insomma ce ne sono diversi, alcuni ti aspettano con tutti i tuoi dischi da firmare. Ah, wow, sono pronto. Ecco, lì abbiamo il banchetto che mi piacerebbe definire una zattera di bellezza, perché oltre al libro che parla dell'approccio di Cristiano al momento creativo, che è molto importante per i musicisti che si approcciano a suonare, a partorire, a concepire arte, e c'è anche il suo lavoro discografico in solo, che è un'altra carezza. Ti posso fare una domanda sul libro? Bello, carezza mi piace. Poi, Sì, poi, per certo, me è una sì. carezza. Poi. Però sono di parte perché sai che quello che fai mi piace. Grazie. Ma penso anche a voi. Nel tuo libro dedichi molta attenzione, dicevo, alla fase creativa. Vuoi che con quel libro noi viaggiamo con te e viviamo tutto il turbamento, l'eccitazione, tutto il pathos che ci può essere. Mai come ora, in cui la musica, e soprattutto quella emergente, è in difficoltà serie, è importante sottolineare il momento creativo. Sei soddisfatto del viaggio che ci hai regalato? Ah beh sì, sicuramente bisognerebbe chiedere a chi ha letto il libro se è soddisfatto di aver letto il viaggio che giustamente tu dici ho cercato di proporre. Diciamo da lettore e da fan dei miei ovviamente beniamini sia musicali che della letteratura, sono molto affascinato dalle questioni legate ai processi creativi. Credo che in fondo, ad esempio, uno che ami, che accarezzi l'idea da giovane di diventare nella vita uno scrittore, di diventare un musicista, e che quindi ad esempio partecipa ai corsi di scrittura creativa cosiddetti, la cosa prima che secondo me andrebbe insegnata in luoghi di questo tipo è proprio la capacità di assimilare le opere altrui, quindi di leggere bene e di ascoltare bene. Leggere bene e ascoltare bene ancora prima di imparare quindi a indirizzarsi verso la propria personale creatività e cominciare a scrivere, vuol dire anche proprio in qualche modo saper intercettare i trucchi e i segreti dei processi creativi di chi ti piace molto. Il musicista, ad esempio, il musicista rocchettaro, fa questa operazione secondo me in maniera abbastanza... quello che ha veramente una sacra passione dentro, fa questa operazione in maniera istintiva, non è che ci riflette su e dice... È proprio spontaneo per lui andare a cercare di capire come mai quel tipo di musica che gli piace così tanto, gli piace così tanto. Perché mi piace così tanto? Il musicista comincia a capire i trucchi di chi gli piace, li tira giù, li suona e in qualche modo già soltanto con questa operazione intercetta qualcosa. Poi se vuole approfondisce e scopre quali sono gli stratagemmi. Ad esempio io che amo, si sa, chi segue Malene Kunz sa che
amo Nick Cave, sa che amo i Sonic Youth. Ecco, io da giovane i Sonic Youth ad esempio li ho analizzati tantissimo, non decisamente soltanto in maniera razionale, anche in maniera molto istintiva, però nel corso di pochi anni io avevo già veramente molto dentro di me il DNA della loro musica, perché li amavo così tanto che era una gioia per me scoprire come facevano a colpire la mia attenzione in questo modo. E quindi, tornando al mio libro, io ho voluto proprio raccontare il processo creativo perché credo che ci siano persone che sono interessate a questa dimensione. Quello che ho detto per la musica vale anche per la letteratura, ovviamente, ma il lettore appassionato, secondo me, deve fare un piccolo sforzo in più rispetto all'ascoltatore di musica, nel senso, ascoltare musica è un po' facile, te la metti lì e lei gira, chiaro, se vuoi ascoltarla bene sai che ti devi sedere, concentrarti, questa cosa inevitabilmente la devi fare se leggi, non puoi leggere in maniera distratta, leggi in maniera attenta, quindi il lettore appassionato ha quella marcia in più che gli permette di capire che i grandi libri, quelli che ti piacciono veramente, li puoi solo rileggere. Solo rileggendoli cominci a intercettare le caratteristiche dello stile di chi ti piace così tanto. Tutto ciò, per ritornare alla tua domanda, sì, credo di aver voluto scrivere un libro sperando che molte persone abbiano deciso di voler apprezzare questo mio scandaglio quello che ho chiamato il backstage del processo creativo. Un'altra cosa ti voglio, tanto ce lo possiamo permettere, dura poco, poi Cristiano ha deciso questa sera eccezionalmente, di solito quando è guest di quest'opera di Disculture, porta con sé dei vinili da casa sua e si improvvisa DJ, cosa che lui non ama molto, diciamo, però lo ha fatto già ed è stato bellissimo. Invece questa sera ha scelto di suonare dal vivo e in intimità, chiaramente voce e chitarra, alcuni brani a cui lui tiene maggiormente. Ma se ti posso fare questa domanda, nel tuo libro tu a un certo punto racconti, per esempio, l'incontro col primo produttore artistico, che è qualcosa che per un emergente, oggi che le discografie, le case discografiche non fanno più scouting, è una figura inesistente, devi essere proprio fortunato a trovarne uno, ma molti gruppi pensano di non averne bisogno. Tu hai avuto questo scontro, un incontro-scontro con Marco Lega, vero? Sì. Se ricordo bene. Sì, Marco Lega. Ecco, quasi a schitarrate, quasi, cioè uno scontro. Cosa diresti a un emergente di dotarsi o no di un produttore artistico nella fase iniziale di concepimento del lavoro? Prima di tutto mi verrebbe anche un po' da anteporre tutto questo a una condivisione di una mia consapevolezza e vorrei capire se anche lui ha la mia stessa consapevolezza, cioè che cosa vuol dire al giorno d'oggi provare a fare musica rock, perché qui mi sembra che tu stai parlando di gruppi, di band rock, perché tu dici la crisi della musica, no? Mi pare che hai detto quello. No, della musica no, del mercato e del mondo discografico che non è stato curato, diciamo. A maggior ragione, il mercato discografico diciamo è completamente ribaltato. Sì. È arrivato internet, poco alla volta, io me ne sono accorto abbastanza in tempo reale che internet stava distruggendo un qualcosa e stava creando qualcos'altro. Ora è sotto gli occhi e sotto l'attenzione di tutti, il mercato musicale è completamente altro rispetto a quello che poteva essere quando io ho cercato di fare musica. Quindi consigliare a una band di fare tutto un certo tipo di percorso, che è quello costellato di una serie di valori che erano i miei valori, non sono così sicuro che sarebbe l'insegnamento giusto. Questo tipo di remora che sto esibendo in pubblico ce l'ho avuta anche nell'educazione nei riguardi di mio figlio. C'è una serie di valori che un genitore dà per scontati, che mi sono chiesto, sono così sicuro che sto tramandando un qualcosa di condivisibile e di giusto al giorno d'oggi? Perché ci sono alcune cose che sono comunque cambiate e questo in fondo alla fin fine non è che uno ci si debba scandalizzare per forza, no? In fondo la storia del progresso dell'umanità è fatta di
generazioni diciamo più o meno anziane che trovano sempre da ridire su quelle giovani, ma poi quei giovani un giorno diventeranno a loro volta anziani, anche loro troveranno da ridire, quindi è tutto nella norma. Però indubbiamente internet è una pietra miliare, è un qualcosa di rivoluzionario, questo è chiaro, è un qualcosa che si studierà nelle scuole, se le scuole ci saranno ancora, se il clima non ci avrà distrutto in precedenza. Io sono un po' scettico sulla faccenda del clima, però diciamo comunque per 2 o 3 generazioni questo ci sarà sicuramente ancora e si studierà internet come una pietra miliare, no? Quindi internet è un elemento cardine del percorso dell'umanità molto positivo, però nei riguardi della musica ha creato delle fratture niente male, cioè è cambiato abbastanza tutto. Quindi al gruppo in questione Giovincello, prima di tutto gli farei notare come stanno le cose e gli farei notare che ci sono molte poche probabilità di farcela, in maniera da essere schietti in partenza fin da subito. Dopodiché, e peraltro poi è una cosa che anche questo tipo di domanda, tempo fa, prima di internet, io dicevo che comunque in ogni caso è bello intraprendere un percorso artistico, perché a prescindere dal successo che otterrai oppure no, se però ti ci dedichi nel corso della tua gioventù 2, 3, 4 anni intensi, fai comunque qualcosa di molto molto utile per la tua persona. Anche se non otterrai il successo, io dicevo ai ragazzi, è molto positivo stare dietro a un percorso artistico, la tua creatura, le tue canzoni, perché dedicare del tempo a delle prove, ad esempio il venerdì sera, come facevano i Marlene Kunz, anziché andare a devastarsi al pub necessariamente, è un po' più figo. Poi trovarti dopo 4-5 anni di un percorso di questo tipo più pieno come persona, proprio spiritualmente, no? So che così sembra un contentino, però è un gran risultato comunque ottenere queste cose. Di questi tempi lo è a maggior ragione, perché il successo è molto più difficile da raggiungere se fai un certo tipo di musica. Non mi addentro nel perché, lo saprei motivare tutto ciò. Però ecco, se tutte queste premesse fatte sono considerate, sono considerate, quindi si sa come stanno le cose, sì, fare un confronto con un produttore esterno, non cedendogli la tua musica della serie fai tu per noi, ma collaborando con lui, è molto utile perché è un orecchio esterno. Il gruppo, quando sta in sala prove per mesi a fare le sue cose, a un certo punto è talmente connesso con le sue creazioni che perde un po' di senso critico. Non vedi? Vedi, ma fino a un certo punto, perché sei così affezionato a quello che hai fatto che non sei capace a capire che ci sono cose rinunciabili o migliorabili, e con l'esperienza che arrivi a capire questa cosa, a scartare, anche quando ti sembra che sia magnifico, puoi mettere in discussione la cosa magnifica che credi di aver fatto perché potresti farne una migliore. Il percorso intrapreso con un produttore, se è un produttore collaborativo e non uno che dice ora uscite dalla sala di registrazione ci penso io, no, quello no, non va bene. Se collabori con un produttore credo che hai anche proprio la possibilità di imparare questa lezione. Cioè, quando poi a distanza di qualche anno lavorerai da solo alle tue cose, saprai essere in grado di dire no, questa cosa adesso la lascio lì un mese e dopo un mese la riascolto. Se la riascolti dopo un mese ci sono ottime probabilità di scoprire che poteva essere più bella di quella che pensavi, del capolavoro che pensavi di aver fatto un mese prima. E senti, un'ultima cosa, poi ci accarezzi con le tue canzoni. Nel tuo libro io voglio chiederti, la fase creativa per te è importante al punto tale che, autorizzato da tutta la band, ti sei dedicato a mettere a fuoco, ma a un certo punto ho capito, però forse non lo so, me lo dici tu, poi anche loro quando lo leggeranno, che oltre a raccontare il parto della creatura, quindi ogni brano tu racconti, ti sei focalizzato molto sul concepimento proprio, cioè l'atto del concepire, poi c'è tutto il travaglio, il parto, eccetera. Mi sbaglio o No, è così? È giusto, ho cercato, nei miei intenti sarebbe, allora questo libro è strutturato, questo libro adesso mi autopubblicizzo, che laggiù lo potete trovare e potete anche trovare il mio disco, mi farà piacere se sarete incuriositi e li vorrete comprare. Io sarò felicemente disponibile per il cosiddetto firma copia. Nei miei intenti, allora questo libro è strutturato in questo modo, ci sono le prime 35 canzoni dei nostri primi 3 dischi.
I capitoli di questo libro sono 35, evidentemente, e ogni capitolo è una canzone. Si parte dalla prima del primo disco e si arriva all'ultima del terzo disco, in successione. Lo si può leggere prendendo il quinto capitolo, poi l'ottavo, poi il 32esimo, tornare indietro, eccetera. Ogni capitolo Giocoforza vive per conto suo, no? Il mio obiettivo sarebbe stato quello, cioè saper ritornare con un esercizio affascinante, per quanto complicato, di memoria ai momenti che presiedevano la nascita della canzone, quelli secondo me nei quali io in qualche modo andai a pescare la giusta intuizione, la giusta fascinazione per l'origine del mio testo. C'è una canzone in particolare in cui questo lo descrivo molto bene, che è una canzone molto importante nel percorso di Marlene Kunz, che si chiama Nuotando nell'aria, è una delle più famose del nostro repertorio, e lì racconto molto bene un episodio ben preciso che secondo me fu l'origine della mia ispirazione. Io sono un grande fan di uno scrittore russo che si chiamava Nabokov, l'autore di Lolita. Ad esempio, lui amava raccontare, e non si sa se era una palla, perché lui era un mistificatore di grande livello, o se era vero. Lui diceva che il primo palpito, lo chiamava così, di Lolita, libro diventato famosissimo nel mondo, risaleva a molti anni prima, quando lui era ancora a Parigi. Lui è uno che è stato espulso dalla rivoluzione russa in quanto aristocratico, quindi i russi, i bolscevichi fanno casino, espropriano tutto, li mandano via. Lui si ritrova prima in Germania, prima in Inghilterra, poi in Germania, poi in Francia, poi il nazismo, perché sua moglie era eblea, lo spinge fin verso l'America. Quando era ancora in Francia, lui dice: camminando per le vie di Parigi, vidi un giornale dove di fronte, nella prima pagina, c'era un richiamo di un articolo interno dove c'era una foto con una scimmia dietro delle sbarre di una evidente gabbia, no? Lui dice: quello fu il primo palpito di Lolita, che venne poi scritto anni dopo. Lolita è la storia di una ragazzina di 12 anni circuita da un attempato quarantenne. Si sa che la storia è scabrosa, non c'è niente di volgare in quel libro, l'arte di quel libro è altissima, e evidentemente Nabokov alludeva al fatto che è una storia di prigionia, cioè Lolita viene circuita giusto appunto da un quarantenne, viene rapita proprio letteralmente, viene portata in giro per l'America per un anno, passano tutta una serie di motel, eccetera eccetera. Quindi per quel che mi riguarda, da lettore, trovo estremamente affascinante la confessione di uno scrittore che mi dice: quel libro che tu hai amato tanto, io ho incominciato a sentirlo germogliare dentro di me quando mi sono imbattuto in quel giornale in cui si parlava di un esperimento, cioè una scimmia racchiusa nell'angustia di una gabbia a cui viene sottoposto un esperimento, cioè le mettono un foglio e una penna in mano, per molto tempo lei non conclude nulla, poi impara a disegnare, e il primo disegno che fa sono 3 linee verticali, che sono ovviamente il simbolo della sua prigionia, no? Ecco, sapere che Lolita nasce da questa visione mi emoziona, e spero di aver saputo creare i presupposti per emozionare il mio lettore allo stesso modo. Per quel che mi riguarda sì, grazie. Ascolteremo 5-6 brani che sceglierà al momento, quindi grazie. E quindi sì, io un po' di mesi fa ho portato a termine la registrazione di questo mio disco solista. Molti qui sanno che io faccio parte di un gruppo che si chiama Marlene Kunz, forse non tutti, quei non tutti, evidentemente è bene che io li possa informare che questo mio disco solista è il primo dopo un percorso di 20 e più anni con i Marlene Kunz, quindi per certi versi è una sicura novità, lo è stata per me e lo è stata per le persone che seguono i Marlene Kunz. L'ho registrato e l'ho finito di registrare lo scorso anno, doveva uscire più o meno a gennaio, poi per qualche vicissitudine è stato pensata l'uscita a marzo, poi sapete cosa è successo a marzo.
cioè c'è stata la pandemia, tutto il mondo della discografia è andato in subbuglio, si è rimasti sospesi nel non sapere che fare, tutti i dischi si sono bloccati, quelli in uscita, per la paura di non poter sfruttare le opportunità promozionali adeguate. A un certo punto io ho avuto l'idea di farlo uscire comunque in giugno, e da un punto di vista diciamo di opportunità promozionale, quindi meramente mercantile, è una mossa forse folle, perché i dischi, in connessione con quello che dicevo prima col mercato musicale, sono sostanzialmente morti, quindi si fanno e gli si lega al tour immediatamente successivo, che è la vera ragione di esistenza di una band al giorno d'oggi. Ecco, sapendo che io non avrei potuto connettere immediatamente il tour al mio disco solista, ho fatto una scelta strana. L'ho fatta perché il mio disco, secondo me, ha dei contenuti che da un punto di vista empatico possono connettersi con le persone che hanno, diciamo, un certo tipo di sensibilità. Detta così sembra che io abbia un certo tipo di sussiego interiore, no? Quindi mi senta uno con una sensibilità particolare, però la butto un po' più in cacciare e dico quel tipo di sensibilità che non ci fa pensare che andrà tutto bene. Ci hanno detto un sacco andrà tutto bene, con un sorriso rassicurante. In realtà non sono così sicuro che andrà facilmente tutto bene, potrebbe non andare tutto bene. E quindi chi ha una speciale sintonia con questa visione non così del tutto banalmente ottimistica potrebbe gradire l'empatia offerta dalle mie canzoni. Semplicemente perché sono turbate e non sono rasserenanti. Ok, stasera inizio con un pezzo diverso rispetto a quello con cui inizio sempre. È una canzone, è la canzone che ha fatto da apripista al disco, quindi è uscito il singolo un mese prima dell'uscita del disco. Ti va, è ancora buio e ostile il mondo che gira intorno a te, è ancora fango e melma al fondo che sta sotto di te, ci sono ancora temporali, uragani su di te. Quale mostro ancora ti demolisce l'anima? Come ti va? Non t'ho più visto e ti confesso che un po' male mi fa, perché ti so sconfitto e privo della libertà d'essere chi sei, vessato dall'avidità di quella bestia che ti demolisce l'anima. Ti voglio dire, puoi contare su di me. Ho attraversato le stesse valli misere, è così triste farlo in solitudine, quando infuria il tempo è terribile. Come ti va? Ti dispiace se ti scrivo parole affabili, se ti cerco con intenti amorevoli, non ti voglio appesantire, sappi solo che io ci sono e quando vuoi io sono qui per te. Ti voglio dire, puoi contare su di me.
Ho attraversato le stesse valli misere, è così triste farlo in solitudine, quando infuria il tempo è terribile, e quando senti che non puoi procedere. E la tempesta strepita, non temere di pensare proprio a me e chiamami. E chiamami. Grazie. Scusatemi, ma io provo a cambiare postazione perché sto scivolando mentre suono. Si ricomincia sempre, si va, come fiumana grossa e placida, tutte le volte che si spaura, il cuore che vorrebbe dirci che ci sarebbe da sospendere la sua pulsante attività, quasi come a sorprendere l'infinita realtà. L'aria fruscia fra le fronde, raggrinza il fondo blu del cielo, da cui seduto sul balcone c'è la rotta linea del rilievo che mi offre lo slancio per estendere la mia pulsante attività, quasi come a sospendere l'infinita realtà. Ma il cuore batte e non si ferma mai, e a noi ci tocca sempre andare. A volte anche un passo è un incubo, metaforico reale che sia. E mentre scomodo l'immensità, intorno al mondo ha il suo da fare, è il ghiaccio d'Angora che sbiagola, è il gocciolio sul davanzale, ed è la musica sul mio hi-fi che reclamare la sua blood. Ossia hai perso qualcosina, sai, hai perso la tua vita. E il cuore batte e non si ferma mai, e a noi ci tocca sempre andare. A volte anche un passo è un incubo, metaforico reale. Ma a volte il cuore non si ferma mai, e a noi ci tocca sempre andare. A volte anche un passo è un incubo, metaforico reale che sia, che sia, che sia, che sia.
Molte grazie. Invece la prima delle due che vi suono, che è questa, è veramente forse una delle canzoni d'amore più piene, più dense che io abbia scritto, era proprio dettata dalle farfalline nello stomaco che si agitavano in quel momento, quindi è arrivata un po' così, in maniera molto genuina e poco artefatta, cosa di per sé né particolarmente lodevole né particolarmente disdicevole, è un dato di fatto. Io credo molto al processo creativo nella sua dimensione artificiale, l'arte è artificio, quindi non c'è niente di grave nel non essere spontanei. La spontaneità nel processo creativo non è esattamente la miglior qualità possibile. Il processo creativo è fatto di pensieri, di pensamenti, di riflessioni, di cancellature, di frasi che vorresti migliori, quindi questo è sinonimo di tutt'altro che spontaneità, ma di artificio, diciamo. Però ecco, questa canzone qua si avvicina molto all'idea di spontaneità. Si intitola Musa. Una questione di qualità, la tua presenza rassicurante e ipnotica, ma affascina e gioca col mio senno e lascia ben poche briciole. E io amo darlo a te, o amabile custode degli sguardi che ti dedico fra lo sragionamento, l'estasi degli amplessi magnifici, perché tu sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Mi strega e mi rapisce la tua giovane saggezza incomparabile, che ossequio e l'eleganza di ogni tua intenzione è incantevole. E quando ti congiungi a me, sai essere deliziosamente spinta in docile, coltivando le tue bramosie sulle mie avidità, perché tu sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Sai come prenderti meglio di me, mettendo a riposo la mia irritabilità. Non serve sapere come riesci, perché è una meraviglia, finché dura ne godremo insieme. Insieme ne godremo insieme. Voglio aver bisogno di te come di acqua confortevole. Vuoi aver bisogno di me, troverai terreno fertile. Ispirami, musa, conducimi, musa, adorami, musa, proteggimi.
Questa probabilmente tutti l'avete capito, era una canzone dei Marlene Kunz, quindi mia, ma con i Marlene. In effetti questo è un pezzo che ho scritto comunque io per i Marlene Kunz, però poi è stato arrangiato, direi, alla Marlene, nonostante abbia mantenuto le caratteristiche melodiche forti e intense proprio. I Marlene Kunz sono sempre stati, prima di tutto, visti come una band molto noise, molto di impeto ed impatto, cosa che però per me rappresentava un po' un cliché scomodo, fastidioso, perché per me non era esattamente così la faccenda. Ci sono canzoni anche del primissimo periodo del nostro gruppo, penso a canzoni come Lieve tra Sud America, dal nostro primo disco, che già hanno una forte componente melodica, per quanto sotterrata, diciamo per così dire, da tonnellate di energia elettrica. Come? Vi suono Lieve, ok? Prima vi suono la canzone che avevo voglia di suonare e poi vi saluto con Lieve, ok? Questa invece credo che sia la canzone che è diventata, che è quella che ci ha fatto diventare per un attimo, per una stagione, molto famosi. Non c'è contatto di mucosa con mucosa, eppur mi infetto di te. Che arrivi e porti desideri e capogiri in versi appassionati indirizzati a me. Porgi in dono la tua essenza misteriosa, che fu un brillio fugace qualche notte fa, e fanno presto a farsi vivi i miei sospiri, che alle pareti vanno a dire ti vorrei qua. Questa è la canzone che scrivo per te, l'ho promessa ed eccola. Riesci a scorgerti, sì che ci sei, prima che ti conoscessi. Ora il tuo splendido sorriso da succhiare sfavilla di felicità. L'osservo su dalla tua fronte vanitosa, che ai miei baci ha chiesto la priorità. Questa è la canzone che scrivo per te, l'ho promessa ed eccola. Riesci a scorgerti, sì che ci sei, proprio mentre ti conosco. Ho le tue mani da lasciarmi accarezzare il cuore immune da difese che non servono più. Ora in testa il viso di qualcuno più speciale di me, e sa cantare ma più stemmi da lustrare di me. Questo è il tuo svago, per quel che mi riguarda sei un continente obliato.
conosciuto. Questa è la canzone che scrivo per te, l'ho promessa ed eccola. Riesci a scorgerti, no, non ci sei più dopo che ti ho conosciuta. Molte grazie. Tu, lieve. Sei felice? Sei tu che me l'hai chiesta? Ti dedico lieve, tutta per te. Bella zio, ok, Boomer. Forse davvero ci piace, sì ci piace di più, oltre passare in volo più in là. Meglio del perdersi in fondo all'immobile, meglio del sentirsi forti nella bile. Forse sicuro è il bene più radioso che c'è, lieve svenire per sempre, persi dentro di noi. Meglio del perdersi in fondo all'immobile, meglio del sentirsi forti nella bile, meglio del perdersi in fondo all'immobile, meglio del sentirsi forti nella bile. Forse davvero ci piace, sì, ci piace di più. Bene, allora così va bene, chiudiamo con Nuotando nell'aria, sì. Sento che avete voglia di sentirla. In fondo, alla fin fine, questo mi permette di farvi notare che è il titolo del mio libro, che è laggiù. Pelle è la tua, proprio quella che mi manca in certi momenti, in questo momento è la tua pelle ciò che sento, nuotando nell'aria. Odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente. Il cuore domanda cos'è che manca, perché si sente male, molto male, amando, amando, amandoti ancora. Ah, ah.
nel letto, aspetto ogni giorno un pezzo di te, ho un grammo di gioia del tuo sorriso e non mi basta nuotare nell'aria per immaginarti. Se tu sapessi che pena, intanto l'aria intorno è più nebbia che altro, l'aria è più nebbia che altro. È certo un brivido averti qui con me in volo libero sugli anni andati ormai, e non è facile, dovresti credermi, sentirti qui con me, perché tu non ci sei. Mi piacerebbe, sai, sentirti piangere anche una lacrima per pochi attimi. Mi piacerebbe, sai, sentirti piangere anche una lacrima per pochi attimi. Bene, grazie a tutti, è stato un piacere, grazie mille, grazie a Biccari, grazie a Teresa, grazie a Lorenzo, grazie a tutti. Sebastiano, laggiù, tutto bene Sebastiano? Bene, grazie, ciao!